La CGIL di Agrigento, con il suo segretario generale Alfonso Buscemi, chiama a raccolte cittadini per dire no al genocidio a Gaza e per gridare insieme il bisogno di pace, giustizia e umanità. L'appuntamento è previsto sabato 20 settembre alle 18 in piazza Porta di Ponte ad Agrigento. Non possiamo restare in silenzio mentre Gaza, donne, uomini e soprattutto bambini vengono travolti dalla violenza e dalla fame. Il silenzio uccide, l'indifferenza rende complici. Oggi più che mai è il momento di far sentire la nostra voce. Dichiara il segretario generale e provinciale di Agrigento Alfonso Buscemi. Chiediamo a tutti, giovani e meno giovani, famiglie, associazioni, lavoratori e lavoratrici, di essere presenti in piazza. Solo insieme si può trasformare la rabbia e il dolore in forza collettiva per chiedere la fine del massacro e l'affermazione del diritto alla vita. La CGIL di Agrigento chiede con forza al governo guidato dalla Meloni di non girare la testa altrove, ma di prendere una posizione chiara e coraggiosa, riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina, condannare senza ambiguità il genocidio in corso, chiudere ogni rapporto commerciale con Israele fino a quando non verranno rispettati i diritti umani e la vita dei civili innocenti. La manifestazione, conclude Buscemi, sarà un abbraccio collettivo di solidarietà verso il popolo palestinese, un atto di resistenza civile contro la logica della guerra. Pertanto invitiamo tutti e tutte a partecipare, a portare la propria voce, la propria presenza e il proprio cuore, perché nessuno possa dire di non avere visto e di non aver saputo.